È innegabile, e non faccio l'avvocato difensore, che questo governo sia il governo che ha stanziato più soldi per la sanità, oltre 6 miliardi di euro, e venendo da anni nei quali di soldi della sanità se ne sono sempre tolti e non stanziati. Loro dicono sono soltanto 1 miliardo e 200 mila euro in più rispetto a prima. Ma guardi, sono soldi in più, adesso non so che conti fanno, sono risorse in più che vanno nella direzione ovviamente di essere più vicini ai cittadini. Consideri che la sanità è in totale e completa evoluzione, però direi che è innegabile che questo governo ha stanziato di più, gli altri governi hanno sempre tolto. Il commento di Luca Zaia sulle risorse del governo alla sanità previste nella manovra finanziaria, risorse ampiamente criticate dall'opposizione. Per il governatore veneto però sono un passo in avanti rispetto ai precedenti esecutivi. A Padova, per l'apertura del Festival della Salute che ospiterà scienziati, premi Nobel e politici, Zaia ha parlato del modello veneto, delle eccellenze della sanità pubblica nonostante la carenza di medici dovuta per lo più ad una fuga verso il privato. Dovrebbero essere pagati di più, noi abbiamo tentato questa operazione con 50 milioni di euro, ma ricordo che purtroppo noi dobbiamo rispettare il contratto nazionale. Dall'altro devo anche dire che di medici ne mancano 50.000 in Italia e forse almeno 3.500 in Veneto. Questo si ripercuote poi nell'erogazione dei servizi. E hanno sbagliato la programmazione quando lo si diceva, io l'ho detto in tempi non sospetti, una decina d'anni fa.